Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati. Vedo che c'è anche qualche mio corsista e qui mi fa molto, ma molto piacere. Oggi faremo una chiacchierata sulla ripartenza, che potrebbe non essere così lontana, ehm, cambiando, cambiando in parte il relatore, visto che il nostro coordinatore tecnico territoriale Valerio Salvato in questa settimana non ci ha mandato il WhatsApp con, che diceva che ci dava la nascita della bimba e quindi sono impegnati in ospedale e mi sa che fra oggi e domani in qualche maniera, Bianca Salvato ci saluterà tutti e quindi Valerio verrà più che degnamente sostituito da una colonna portante del mini basket della Virtus Padova, nonché anche formatrice mini basket regionale che è Elena Sessi. Io però prima di dare la parola ad Elena la do a Flavio Camporese, che ha scoperto adesso di essere a sua volta sostituto di Lamberto, che al limite ci farà i saluti finali. Flavio è presidente provinciale della provincia di Padova della FIP, al quale ovviamente lascio la parola e appuntamento a dopo a tutti. Grazie Mauro, buongiorno a tutti e bentrovati. Mi fa molto piacere essere presente oggi, non ho potuto farlo la settimana scorsa perché ero impegnato in altre situazioni. Ripartenza del mini basket è un tema molto importante, non vi nascondo che anche noi come diciamo dietro le quinte a livello federale ne parliamo spesso e volentieri, stiamo cercando di tutte le maniere di trovare qualche appiglio e Fabio lo sa giustamente per poter trovare il modo di ripartire. Mi fa molto piacere vedere tanta gente collegata, quindi significa che abbiamo bisogno di trovare una via d'uscita per i nostri ragazzi perché in questo momento sono quelli che stanno soffrendo più di tutti. E cosa dire? Io spero insomma che anche questo momento di Pasqua ci faccia passare appunto la fase di zona rossa e zona arancione e poi via via trovare sempre una via d'uscita a livello anche di colorazione e di pandemia favorevole per poter rientrare negli impianti sportivi in maniera serena e tranquilla da parte di tutte le società. Grazie e buona giornata a tutti e approfitto per il momento per farvi anche gli auguri di buona Pasqua anticipati. Grazie. Grazie Flavio, grazie. Allora, lasciamo la parola ad Elena, per favore spegnete i microfoni, per le domande facciamo come sabato scorso, se le scrivete in chat magari diventa un pochino più funzionale, scrivetele tranquillamente nella chat aperta a tutti. Elena, buon lavoro. Grazie, grazie a Flavio dell'introduzione. Saluto tutti quanti e vi ringrazio di essere presenti. Come diceva giustamente Flavio e Mauro, queste occasioni di formazione per fortuna ci sono ancora, quindi il primo ringraziamento va a Mauro e FIP Veneto perché si sono prodigati a fare questi due incontri. Quando insomma iniziamo a sperare di riaprire, di ritornare con i nostri bimbi in palestra e riprendere con il mini basket con tutto l'entusiasmo necessario per ripartire. Siamo tutti in attesa di questo messaggio da parte di Valerio Salvato, nella speranza che diventi presto papà. Nel frattempo noi continuiamo con la nostra formazione e speriamo che anche questo incontro sia un incontro più di confronto su come farci trovare pronti quando sarà possibile rientrare in palestra. E credo che sia una responsabilità doverosa per noi istruttori non farci trovare impreparati, soprattutto in questo momento, perché come ci siamo già detti è un momento molto delicato per i nostri ragazzini. Tanti ragazzini hanno perso un pochino l'entusiasmo di muoversi, di riprendere a fare attività sportiva, sono costretti, come siamo costretti noi, a queste lezioni in DAD, alle cose online, quindi anche le proposte che avevamo fatto nella precedente pandemia, non so le altre società, ma mi sembra che più o meno tutti ci siamo mossi
sugli stessi canali possibili, quindi attraverso gli allenamenti su Zoom o video di giochi da mandare ai ragazzini, nel tentativo di essere sempre presenti sia con i ragazzi che con le famiglie, e questo è stato importantissimo, ma sta iniziando a stancare un po' anche i bambini e le famiglie, noi stessi, credo, no? Quindi sicuramente adesso le nostre energie devono essere dedicate a farci trovare pronti e preparati sulla ripartenza, riuscire a definire degli obiettivi precisi sulla nostra ripartenza e una riprogrammazione delle attività precise, ovviamente non è semplice, vista l'incertezza di base che c'è, però non dobbiamo perdere l'entusiasmo e soprattutto non dobbiamo perdere la voglia di entusiasmare i nostri bimbi. Credo che questo sia banale ma fondamentale. C'è una frase, sembra una frase fatta, una frase pronta, ma credo che sia assolutamente importante. Confrontandomi anche con Valerio, che ovviamente ho sentito prima di questo incontro su quella che era la sua idea di cosa raccontarci oggi, no? Perché abbiamo detto, boh, non è mica argomento semplice, però dei punti fissi ce li abbiamo sicuramente. E uno dei punti principali è recuperare la relazione con i bimbi. Io spero e mi auguro che tanti di voi abbiano mantenuto un minimo di relazione con le famiglie, con i ragazzini, attraverso i gruppi WhatsApp, attraverso le Zoom chiamate o chi non è partecipe contattandolo direttamente, perché ci sono realtà completamente diverse. Io vedo nel mio nei miei ragazzini di Virtus, che ci sono ragazzini che sono sempre stati presenti a ogni iniziativa, entusiasti a partecipare, ragazzini che per motivi vari, nessuna colpa alle famiglie in questo, ma magari hanno vissuto delle situazioni di lutto o delle situazioni di quarantene una dietro l'altra o genitori positivi a casa, per cui hanno vissuto questo periodo sicuramente in modo diverso e bisogna star vicino anche a quelli, anche se non li abbiamo mai più visti da quando hanno chiuso le palestre. Quindi io vi invito tutti a prendere l'elenco dei vostri bimbi e ricontattare tutti quanti, cioè sentire anche un semplice come stai e come va, qual è la situazione a casa, state tutti bene, credo sia un segnale di vicinanza per tutti. Poi ovviamente c'è chi ne deve contattare 50, chi ne deve contattare 10, però credo sia una responsabilità dell'istruttore rimanergli vicino in questo momento un pochino a tutti e recuperare la relazione con loro per essere pronti alla ripartenza, quindi sapere che nel momento in cui aprono le palestre mandate l'annuncio, speriamo, pieno di palloncini e di festoni, che si riapre e tutti saranno pronti a tornare, sentendosi soprattutto sicuri di tornare. Quindi un altro punto all'ordine del giorno oggi credo sia fondamentale quello dell'organizzazione del materiale, ma non solo del materiale tecnico, cioè del materiale di palloni gonfi, palestra pulita e qualche cerchio, qualche birillo, ma anche di tutto il materiale sanitario, quindi i genitori, e spero che ognuno di voi lo faccia già con le proprie società, però se i genitori vedono che siete pronti all'allenamento con il termometro, con il gel per sanificare le mani, con tutta l'attrezzatura necessaria, con una borsa medica fornita, perché non è scontato avere il ghiaccio a portata di mano e queste cose qui, soprattutto se si ripartirà magari nei campetti all'aperto, credo che in questo periodo sia fondamentale per i genitori sentirsi sicuri a mandare i propri figli all'attività mini basket. Quindi l'organizzazione di tutto questo aspetto, chiamiamolo sanitario, che però è ormai un termine che ci dà l'orticaria, però non possiamo non considerarlo per dar sicurezza alle famiglie. E detto questo, degli aspetti burocratici importanti che ogni istruttore è tenuto, anche se non è di sua diretta responsabilità, ma credo in relazione alla sua società, a
controllare se i propri bimbi sono a posto con visita medico-sportiva, se sono tesserati e quindi assicurati, se anche quell'aspetto più burocratico è sotto controllo dalla società, perché con questo riaprire, richiudere, iniziare, non iniziare, fare attività motorie all'aperto per qualche società, magari si è perso un pochino il punto della situazione, se tutti i bimbi sono stati tesserati, se tutti i bimbi sono coperti dalla visita medico-sportiva. Sapete che sono aspetti fondamentali per essere noi tutelati e tutelare loro e tutelare la società. Quindi qualcuno di voi mi dirà, vabbè, io sono istruttore, vado in palestra per fargli svolgere l'attività, però nell'essere istruttore devo anche aver presente questa cosa. È ovvio che non siete voi poi a tesserare i bambini o a mandarli a fare il certificato, ma è vostra responsabilità informarvi con la vostra società e chiedere alla vostra società se i vostri bimbi sono a posto da questo punto di vista, o se un bimbo che è sparito per un periodo e adesso iniziano le giornate di sole e torna, beh, è tornato, ma visto che non si è più fatto vivo da mesi, è tesserato, è coperto dall'assicurazione, insomma, importante assolutamente tenere sotto controllo questi aspetti. Meno propri nostri come istruttori, però credo sia comunque una nostra competenza questo aspetto qui e spero che tutti voi siate d'accordo con me. Nel decidere di cosa parlare oggi, dicevo anche prima Mauro, sono andato un po' a guardare un clinic sempre online che aveva fatto l'anno scorso Maurizio Cremonini e si parlava già, era il 2 maggio 2020 e si tentava già di riparlare di ripartenza del mini basket. Purtroppo adesso siamo ad aprile 2021 e l'argomento è lo stesso. E credo che tante cose non siano cambiate purtroppo, gli aspetti fondamentali per la ripartenza sono gli stessi e come si era detto in quell'occasione lì, sicuramente l'aspetto tecnico del mini basket è un po' l'ultimo di cui dobbiamo preoccuparci in questa ripartenza, perché prima di tutto dobbiamo recuperare, come dicevo prima, la relazione con i nostri bimbi. Quindi sappiamo che ci sono un sacco di problematiche di questo periodo, ci siamo sentiti, perché io per prima mi sono sentita, non da parte della società, ma un po' da parte dell'ambiente sportivo, un po' abbandonati, no? In questa situazione, ma non dobbiamo nasconderci dietro un dito e dare le colpe a qualcun altro e non avere l'entusiasmo per ripartire. Il fatto di vedervi qui collegati in tanti mi fa ben sperare che questo entusiasmo ci sia, però dobbiamo riuscire a trasmetterlo anche quando rientreremo in palestra. E per trasmetterlo al pieno dobbiamo essere preparati e dobbiamo riprogrammare la nostra attività. E come sapete bene, per riprogrammarla dobbiamo porci degli obiettivi da cui partire e poi aggiustare il tiro in base alle esigenze dei nostri bimbi. Quindi quando vedremo i nostri bimbi entrare in palestra, le parole che aveva nominato Maurizio ancora il 2 di maggio 2020 erano tutte, parlava delle A del mini basket per un mini basket di Serie A. Non so se ve lo ricordate, ma era molto piaciuto questo aspetto qui. E per un mini basket di Serie A, tra le parole con la A che aveva nominato Maurizio e che riprendo oggi, c'è la parola accoglienza, c'è la parola ascolto, c'è la parola amore, ci sono queste parole che sicuramente non sono legate all'aspetto tecnico, ma se noi siamo innamorati del mini basket, come spero, sono parole che dobbiamo tenere presente. E la parola ascolto, come vi dicevo prima, deve essere un ascolto nei confronti dei nostri bimbi che ci magari toglie un po' di tempo di gioco, ma ascoltare le esperienze che hanno avuto in questo periodo credo sia fondamentale, perché magari non hanno avuto l'occasione
di confrontarsi o di parlare con persone diverse dai propri familiari, quindi se hanno voglia di parlare dobbiamo essere pronti assolutamente ad ascoltarli su questo ed accogliere tutte le loro esigenze. E da un punto di vista di motorio, se vogliamo dire così, per riprogrammare la nostra attività, credo sia necessario e fondamentale ripartire dalle basi. E sappiamo tutti che le basi del mini basket sono gli schemi motori di base, le capacità sensopercettive. Quindi ripartiamo da lì e trascuriamo magari all'inizio, almeno questo è il mio consiglio e consiglio ovviamente condiviso anche con Valerio, poniamoci degli obiettivi semplici all'inizio, perché le capacità cognitive dei nostri bambini sono in seria difficoltà in questa fase. I tempi attentivi dei bambini si sono ridotti ancora di più a causa della DAD, a causa dell'isolamento sociale. E quindi abbiamo la necessità di riprenderli da questo punto di vista con cose semplici, quindi schemi motori di base, capacità sensopercettive e piano piano introdurre degli aspetti cognitivi e quindi le capacità coordinative, inserirle secondo me gradualmente all'interno della nostra riprogrammazione, avendo sempre presente come reagiscono i nostri bimbi. Quindi la riprogrammazione è importante nel momento in cui siamo in palestra, vediamo le esigenze dei nostri bimbi, ci poniamo il primo obiettivo su schemi motori di base, capacità sensopercettive e poi in base al loro reagire sappiamo quando andare ad introdurre sempre più aspetti cognitivi fino ad arrivare ovviamente anche agli aspetti tecnici, per carità. E quindi dobbiamo essere bravi noi ad adattarci a queste situazioni. Adattarci anche alla possibilità che nel rientro in palestra ci venga richiesto di avere dei gruppi ridotti di numero o di avere di mantenere le distanze tra i bambini durante l'attività. Cioè la competenza dell'istruttore sta anche nel riadattare le sue proposte a delle esigenze sanitarie del momento. Quindi se abbiamo gruppi di 8 bimbi, mantenere le distanze, dobbiamo riuscire a programmare un'attività che comunque li faccia divertire, che comunque li faccia entusiasmare e so che non è facile, però se noi siamo preparati e ci programmiamo l'attività con dei obiettivi a breve termine, sono certa che sapremo riconquistare i nostri bimbi anche su questo aspetto qui. Un'altra cosa che ci tengo a specificare, ma perché è un aspetto che vedo anche nella mia pratica lavorativa, perché io come osteopata in questo periodo qui, a parte il fatto che sto uscendo dalla quarantena e quindi non sto lavorando, però a breve rientro operativa, ma nell'ultimo periodo non tanto bambini del mini basket, ma ragazzini del settore giovanile che hanno ripreso l'attività sono pieni di magagne. Non so se è successo anche a voi di tanti bambini che si sono fermati, ma dal divano o comunque dalla scrivania, DAD e dopo divano, poi allenamento a bomba. Finalmente tornano in palestra, finalmente tornano a giocare e dopo una settimana di allenamenti hanno talloniti, infiammazione alle ginocchia, mal di schiena, eccetera, eccetera. E devo dirvi che in questo periodo me ne sono arrivati parecchi. Qual è il motivo? Sicuramente è passare da non far niente a far tutto e quindi anche qui come istruttori mini basket dobbiamo calibrare il carico motorio da dare ai bimbi. Ci siamo sempre detti carico motorio alto perché abbiamo nella media tutti quanti 2 ore di mini basket a settimana, quindi in una situazione ideale di attività mini basket societaria, in quelle 2 ore cerchiamo di tenere alto il carico motorio perché i bimbi ne hanno bisogno.
in questa fase qui di ripartenza credo che sarà graduale il nostro carico motorio, cioè non possiamo partire a bomba. Ovviamente ogni gruppetto, ogni squadra di bimbi sarà diversa, però non partite con carichi motori alti subito, con qualche bimbo che magari ha preso qualche chilo e arriva ai primi 2 giochi con la lingua per terra, e provate ad adattare anche il carico motorio in modo graduale. Quindi credo che la gradualità e l'avere un occhio d'attenzione molto più attento sullo svolgersi dei vari allenamenti sui nostri bimbi siano 2 parole fondamentali per la ripartenza, sia dal punto di vista del carico motorio che del carico cognitivo, come si diceva prima. Mi do un'occhiata su quanto mi ero scritta come scaletta. Non ho altro da aggiungere, se non aspetto le vostre domande, se ci sono, e finisco con delle semplici parole che riguardano un po' quello che sono le nostre società, perché la maggior parte delle nostre società sono delle associazioni, e nel nome associazione dobbiamo ricordarci che non sono, dobbiamo metterci insieme per questa ripartenza. Metterci insieme si intende noi istruttori con i dirigenti della società, con i genitori dei nostri bimbi. Spesso i genitori sono un po' un tallone d'Achille, no? Li evitiamo perché ci danno rotture di scatole. Però credo che in questa fase di ripartenza la relazione con i genitori sia fondamentale, l'aspetto associativo delle nostre società sia fondamentale. Quindi non dobbiamo far passare alle famiglie che vogliamo ripartire solo per incassare le quote di iscrizione. Noi vogliamo ripartire perché ci teniamo che i bimbi riprendano a fare l'attività del mini basket, perché l'attività del mini basket per noi è un valore che va oltre la semplice attività che facciamo in palestra. Abbiamo sempre quest'utopia di migliorare i nostri bimbi non solo nell'aspetto tecnico-motorio, ma anche in un aspetto personale, no? E questo credo che debba rimanere importante, e su questo ci dobbiamo fare aiutare dalle famiglie. Se le famiglie capiscono che c'è quel qualcosa in più rispetto al semplice versare una quota, sicuramente saranno più attenti nel portarci i bambini. Mi direte sì, tanti genitori vogliono semplicemente parcheggiarli là e non gliene frega niente se tu fai bene o male l'attività. Per alcuni è vero, vi do ragione, però mi piace pensare che tanti altri genitori, se coinvolti, capiscono che c'è qualcosa di più nell'attività che noi andiamo a svolgere, e che è la qualità di quell'attività nei confronti dei bimbi che fa la differenza. Quindi coinvolgeteli. Poi nelle società più piccole credo sia anche più semplice rispetto a una società come Virtus, ma renderli partecipi, dammi una mano, ti puoi mettere tu all'inizio qui all'ingresso della palestra a prendere la temperatura a tutti i bimbi, che così io li accolgo, li faccio sanificare le mani, iniziamo a giocare. Semplici cose in cui i genitori si sentano coinvolti e si sentano parte anche loro della società. Quindi detto questo, mi sembra di aver già parlato troppo. Spero di non aver detto cose scontate e poco utili per questa ripartenza, ma ci tenevo insomma a dirvele, a condividerle con voi, e spero che anche voi abbiate qualcosa da condividere adesso con tutti gli altri. Grazie Elena. Max ha già scritto a tutti. Guarda Max, faccio soltanto intanto leggete quello che ha scritto, faccio soltanto io una considerazione. Il valore che noi dobbiamo dare al mini basket, al di là del lavoro da fare in palestra, è proprio ciò che ci differenzia da quelli che hanno deciso che noi potevamo tranquillamente stare chiusi. E purtroppo questo, per quanto mi riguarda, è un crimine contro l'umanità, vero e proprio.
Max scrive: a tutti, avete letto, ovviamente il carico motorio iniziale verrà ulteriormente appesantito dall'uso della mascherina, che immagino dovrà essere garantita nell'immediato futuro. Non lo sappiamo, Max, spero Sì. almeno in campo di no. Io delle due preferisco avere magari 8-10 bambini senza mascherina piuttosto che con la mascherina, però in effetti la tua non è, purtroppo non è così lontana da poter essere la verità. In tal senso si è pensato di tamponare i bambini per permettere di un elemento più in sicurezza e libertà. Non lo so, dicevano che a rientro martedì tutti i bimbi a scuola dovevano fare un tampone, poi non se ne è più parlato. Per quanto mi riguarda, la risposta che ti darei, Max, è vale tutto, forse sì, forse no. Nel caso sì, il tampone non sarebbe sbagliato. Io ti posso dire tranquillamente che in Virtus abbiamo dei genitori che del mini basket, ad esempio del 2010, per riportarli in palestra, che non ce li hanno mandati perché hanno detto che se mio figlio non ha sintomi e non c'è il medico che lo obbliga, non faccio il tampone, piuttosto aspettiamo di riprendere l'attività fuori. Elena, volevi rispondere te? Ah beh, sì, sì, sicuramente l'uso della mascherina va preso in considerazione se ci sarà l'obbligo di utilizzare la mascherina anche in palestra rispetto al carico motorio, quindi sono d'accordo con Max e mi auguro, come ha detto Mauro, che non ci sia questa alternativa, cioè che sia possibile fare attività motoria senza, con altre misure di sicurezza sicuramente. Però sì, come dicevo prima, la nostra competenza sta nell'adattarci a tutte quelle che sono regole che vanno anche oltre al mini basket, quindi anche questa potrebbe essere un'altra cosa su cui dobbiamo adattare la nostra programmazione, assolutamente sì. Un'altra cosa, Mauro, che non avevo detto, che non c'entra Sì? molto su questo argomento, ma visto che non ci sono altre domande ne approfitto, è ovvio, questo è un bel momento di confronto che ringrazio FIP Veneto e Virtus Padova di aver proposto e che ci voleva secondo me, nel senso che ovviamente noi dobbiamo entusiasmare, ma anche tra di noi dobbiamo entusiasmarci perché altrimenti è dura entusiasmare i nostri bimbi. E purtroppo è ferma tutta la formazione degli istruttori in questo periodo. E per quanto riguarda proprio in particolare FIP Veneto, si è presa la decisione di interrompere tutti i corsi di formazione, anche se c'era stato concesso da parte di Roma, della FIP Roma, di fare l'attività online, le lezioni online, però per poi fare la parte pratica, che ovviamente capite bene è fondamentale per un istruttore mini basket, di farla successivamente quando si sarebbe potuto rientrare in palestra. Visto come stavano andando le cose, si è scelto, in particolare ovviamente Fabio con Valerio, hanno deciso che si interrompeva tutto perché rischiava di essere anche didatticamente un casino, fare dell'attività online formativa di teoria e dopo chissà quanti mesi metterla in pratica in palestra. Quindi si è deciso di attendere tempi migliori per riprendere con i corsi di formazione istruttori, ovviamente con il rischio di perderci un po' quei ragazzi che magari avevano l'entusiasmo di diventare istruttori mini basket. Però abbiamo pensato di rischiarla così e questo ci ha dato ragione in realtà alla lunga perché altre regioni hanno fatto già tutte le lezioni teoriche e adesso sono fermi chissà per quanto tempo prima di tornare in palestra con le lezioni pratiche e quindi rischiano di entrare in palestra dei ragazzi che hanno fatto la teoria mesi e mesi prima e magari gli viene la parte pratica e la parte teorica restano così separate che diventa difficile rendere un corso di formazione coerente. Quindi noi siamo contenti della decisione presa, magari qualcuno di voi ci dice di no, però da un punto di vista didattico ci sembrava più coerente così. Quindi i corsi istruttori sono fermi, speriamo a breve, quando riapriranno le palestre, che possa riprendere tutto quanto e sarà premura nostra di noi formatori riuscire a
a ridurre il più possibile i tempi d'attesa dei corsi e chiudere i corsi in essere e se c'è la richiesta aprire corsi nuovi il prima possibile. Elena, volevo un attimo su questa cosa qua, dicendo Certo, Fabio. sì, con Valerio non siamo stati solo io e Valerio a decidere questa cosa qua, ma anche sentendo direttamente Maurizio Cremonini. Sì, certo. E proprio per dirti, prima della riunione con voi ho parlato con la responsabile del Friuli, Marina Brollo. Lei diceva che loro li hanno fatti, però veramente il tempo adesso d'attesa, da quando hanno fatto la parte teorica, adesso quando si andrà a fare non si sa quando la parte pratica, veramente stanno perdendo corsisti perché si stanno, diciamo, annoiando per questa lunga attesa. Quindi noi abbiamo deciso così di fermare tutto finché non si possa riprendere, anche perché poi le lezioni teoriche rispetto a quelle pratiche si faranno molto più vicine, che non aspettando tutto questo tempo che stanno aspettando loro, insomma, perché se pensiamo tutto questo è iniziato a ottobre e siamo ad aprile, insomma, quindi sono passati già 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, scusate. Quindi insomma non sono pochi e il tempo va avanti molto velocemente. Quando si farà la parte teorica, quando ripartiranno i corsi, diciamo, cercheremo di farli nel più breve tempo possibile, in modo da fare tutto il prima possibile. Allora, grazie Fabio per l'appunto. 2 domande, una da Flavio che dice appunto che le scuole fino alla loro precedente chiusura svolgevano l'attività motoria in palestra in orario di lezione. Fra di noi c'è qualche insegnante che può portare la testimonianza. Io direi che uno mi pare anche di conoscerlo, visto che di tanto in tanto lo mettevo in campo e lo toglievo anche. Fede Schiavon, per favore. Eccomi qui, sì, ciao a tutti. Ciao Fede, ciao. Ciao Flavio. Allora, sì, nel senso che io insegno alle scuole medie, quindi riporto un pochino la mia esperienza. Sì, facevamo attività motoria in palestra, ma l'attività motoria è ovviamente limitata dal fatto che bisogna stare distanziati e non c'è possibilità di contatto, quindi no, tutta quanta la parte di partite, di gioco, di competizione, e quindi anche lo sport perdeva un pochino anche la sua valenza, ecco qui. E poi l'esperienza anche con la prima squadra, noi con la prima squadra della Virtus, visto che sono anche giocatore e capitano della Virtus, siamo diciamo alla 4ª preparazione, perché abbiamo avuto 4 episodi di contagio. Questo speriamo sia l'ultimo, perché ormai siamo tutti quanti immuni, però ci troviamo a rifare un'altra preparazione, perché siamo in pochi, non possiamo fare contatto, quindi ci troviamo a fare un anno a singhiozzo, dove ti devi fermare, riprepararti, ricondizionarti, poi tornare a fare le partite. Questo per una Serie B, figurarsi per un mini basket, un settore giovanile, come questo sia complicato, no? Quindi non possiamo dire che la ripresa sarà uguale, cioè questi 2 anni, perché ormai sono 2 anni di pandemia, perché ormai entriamo nel secondo anno, porteranno a dei cambiamenti, cioè i ragazzini, i bambini che tornano in palestra e il sistema mini basket sarà comunque rivoluzionato, sarà cambiato, sia dal punto di vista motorio, come diceva prima Elena, quindi ci sarà bisogno di lavorare su tutti quanti quelli che sono gli schemi motori di base, sulle capacità sensopercettive, che sarà fondamentale andare a riallenarle, e soprattutto tenere anche il tiro più basso, perché i ragazzini non saranno abituati alla competizione. Magari troveremo dei ragazzini che saranno preoccupati della partita. Già c'erano prima magari i ragazzini più sensibili che non erano abituati alla competizione. Figurarsi dopo 1 anno e mezzo di isolamento in camera, non sono neanche più abituati a vincere, a perdere, quindi tutta una serie di emozioni, di sensazioni che dovremmo essere noi bravi come istruttori ad andare a gestire. Io lo vedo anche a scuola, tantissimi colleghi fanno finta che così vanno avanti, no? Gli insegnanti di matematica, di italiano vanno avanti con la loro didattica come se nulla fosse cambiato. Io ogni volta che consiglio di classe porto avanti la mia guerra e dico: ma attenzione, perché ci troviamo veramente a una situazione mai vista prima, cioè il fatto di stare chiusi per 1 anno e mezzo, 2 anni in camera, non poter fare una partita, non poter provare certe sensazioni, non poter socializzare, ha cambiato anche appunto il mondo, ha cambiato anche la crescita di questi ragazzini, sia dal punto di vista motorio sia dal punto di vista appunto relazionale, sociale. Quindi questo sarà il lavoro più importante quando appunto torneremo in palestra, quando si potrà finalmente fare, speriamo, attività di mini basket, cioè riuscire a capire appunto
i bisogni educativi di questi ragazzi, quindi mettere un pochino da parte il basket, perché sarà più importante questo secondo me, per avvicinarli, per tenerli stretti a noi, per capire le loro esigenze, i loro bisogni, e poi pian pianino aggiungere tutto quello che si faceva prima. Però non sarà un ritorno uguale, cioè non sarà pronti via palla alta, insegniamo il dai vai, insegniamo lo spazio, il tempo, cioè sarà tutto diverso. Già lo stavamo vedendo adesso all'aperto, negli allenamenti all'aperto. Quando torneremo in palestra, speriamo prima possibile, ci sarà bisogno appunto di riavvicinare i ragazzini, capire i loro bisogni, partire appunto dagli schemi motori di base, dalle capacità sensopercettive, dai loro bisogni, e da lì iniziare. Grazie Fede, 2 testimonianze appunto di Daniele, come leggete in chat, e di Eugenio, che ci danno appunto due feedback sul lavoro, mentre domanda un pochino più articolata di Stefano Calzolari. Ciao Stefano intanto, e chiedo magari direttamente a Fabio Vitalic, che è il nostro responsabile regionale mini basket, se magari può dare lui una risposta completa a Stefano. Grazie Fabio. Per il discorso della perdita, diciamo, non è che il calcio sia rimasto aperto a livello di calcio mini, anche loro erano chiusi. La pallavolo mini, anche loro erano chiusi. Cioè non è che si sono andati a far calcio perché qualcuno ha tenuto aperto qualcosa dove non poteva farlo. Il tennis, diciamo, poteva anche essere perché è uno sport individuale, però diciamo tutte le associazioni, mini rugby, mini volley, calcio mini, era tutto chiuso. Ricordiamo questo, perché da DPCM non si poteva fare. Non è che perché mini, cioè perché il calcio era di interesse nazionale. Questo era chiuso tutto. Quindi non è neanche vero questo che diciamo che sono andati a fare qualcos'altro. Se l'hanno fatto anche lì dove non era possibile comunque farlo. Quindi contro la legge. Perché comunque diciamo il DPCM prevedeva che tutti quelli che non erano di interesse nazionale non si potevano allenare. Ed è ancora così. Quindi cioè, io ho sentito anche altre federazioni, anche loro sono chiusi. Però se qualcuno ha tenuto aperto l'ha fatto contro la legge. Quindi diciamo non è che si è pensato qualcosa per fare. Si è pensato qualcosa, cioè gli unici erano quelli fino all'Under 13, dove sono stati messi dentro i 2009 e i 2010, però gli altri 5 annate sotto, se uno non aveva diciamo, il certificato medico agonistico, e non è possibile farlo, non poteva fare allenare i bambini. Quindi la risposta, diciamo, è abbastanza semplice. Chi l'ha fatto contro la legge. Ciao a tutti. Stefano, ti finisco di rispondere alla domanda, se posso aggiungere qualcosa a quanto ti ha già detto in modo molto chiaro Fabio. Tu ti chiederai, sì, ma qualcuno qualcosa all'aperto l'ha fatto. È vero, ma non è qualcosa consentito dalla FIP, nel senso che tutte le federazioni, che sia stata la FIP, che sia stata la FIPAV della pallavolo, eccetera, hanno bloccato l'attività mini. Quindi noi da ottobre, se non sbaglio Fabio, avremmo dovuto, cioè il mini basket è ufficialmente fermo. Poi alcune società si sono autonomamente prese la responsabilità di svolgere attività motoria di base. Attività motoria di base che era consentita all'aperto. Però questa non è una possibilità di fare mini basket federale concesso da DPCM o da federazione. È una responsabilità individuale che una società si è presa, e in primis il presidente della società si è preso. Quindi non ha svolto attività mini basket, ma ha svolto attività motoria all'aperto. Questo è stato un escamotage per tante società che si sono prese la responsabilità di farlo, di tenere un po' più vicino il legame con le famiglie e con i bambini, e secondo me ha fatto molto bene a svolgerla, e anche noi, senza nasconderci dietro un dito come Virtus, l'abbiamo fatto. Sicuramente qualche ragazzino puoi averlo perso, però come dicevo prima,
e qualche ragazzino c'è il rischio di perderlo ogni anno, no? Cioè, si spera sempre di no, però non possiamo essere dentro la testa di tutti i bimbi, di tutte le famiglie, magari hanno anche solo l'interesse di provare uno sport diverso e per carità che facciano esperienze motorie diverse va bene, magari poi tornano al mini basket perché si sono resi conto che l'attività che noi proponiamo forse ha qualcosa in più, almeno a me piace pensare così. Però il mio consiglio è quelli che sono andati da qualche parte, un colpo di telefono io glielo farei, non per convincerli a tornare al basket, ma per sapere semplicemente come stanno, come si sono trovati a tennis, cioè anche per farci un'autocritica e dire, boh, si sono trovati bene lì perché cosa sono riusciti a fare, cosa hanno fatto di meglio di noi, per cui i bimbi sono andati da quella parte. Non so, questo è il mio consiglio, è quello che farei io. Poi tu Stefano magari... Certo, posso... Vai, vai. No, Vai. è chiarissimo e sono d'accordo, io sono tra quelli, dopo con Facebook ormai si cerca di pubblicizzare quello che uno fa, ma non per autoelogiarsi, ma per dare anche una speranza a famiglie, bambini e tutto, perché il concetto, noi andiamo in palestra per questo o nei campetti pochi, ma ci sono e li usiamo per questo. No, il concetto di base è che per quanto riguarda dai nati 2010 in poi abbiamo continuato all'aperto con alcune famiglie che davano l'ok, altre no, ma questo fa parte giustamente delle varie sensibilità e esperienze. Il problema sui più piccolini è che proprio a livello di FIP è proprio bloccato, ma altre realtà, ripeto, calcio, Fabio sa che è chiuso, ma non era chiuso il calcio giovanile. Il calcio giovanile nati 2010-11 facevano gioco calcio come noi, gioco basket individuale, però all'aperto era permesso. Allora ci siamo trovati noi già con i numeri. Stefano, scusa se ti interrompo, Sì. per il PCM non è previsto, perché non era di interesse, a meno che non fosse di interesse nazionale. Ma io non sono entrato nel capire la FIGC cosa fa rispetto a una FIP. Io ho degli allenatori di calcio che mi hanno detto che anche loro sono fermi completamente. Adesso sì. Adesso anche prima. No, gennaio-febbraio, anzi, e ti dirò perché i compagni di classe di mio figlio, che tra l'altro è un 2007, quindi aperto dal punto di vista FIP, si sono arrabbiati perché con l'ultima tornata della zona rossa hanno chiuso il calcio, quindi adesso io non so se regionale, nazionale, adesso non è che, però riporto un po' la nostra esperienza come Venezia centro storico, presumo dopo, e ripeto, diversi atleti 2011 e 12 nostri, di quelli proprio più accesi, quindi Elena dà fastidio proprio, erano quelli che tu dici non mancavano mai, no? Si mettevano addirittura vestiti con tutta la roba della società davanti a una telecamera per fare due cose. E quelli persi perché erano talmente con l'argento vivo addosso che le famiglie hanno detto allora, qua non fanno niente, li mandiamo dove possiamo. Allora chi è andato a tennis, chi è andato a calcio, io bacio in fronte e giustamente gli dico vai a fare quello che puoi, perché di certo non dico non fare nulla. Il grosso problema è che questi ragazzini sappiamo come funziona, entri su un'ottica di dinamiche di gruppo, si trovano bene perché sono ragazzini, a loro basta correre, adesso come tutti noi da piccoli hanno fatto un po' di tutto. Dopo magari intorno ai 12 uno si innamora di uno sport e lo fa magari per la vita, no? Come ho fatto io a suo tempo. Allora quello che mi chiedevo e mi chiedo sempre è come mai il DPCM, Fabio sono d'accordo, dà delle linee guida, dopo le federazioni però come si diceva ci giocano, il CSI è andato avanti per molto tempo a fare attività mentre la FIP no, ti ricordi? Quindi è una se tu guardi il discorso che è stato istituito il trofeo del centenario, sì, è fatto per questo. Sì. Queste bravissimo. cose qua, ma sono sempre scamotage che trovi. Ma sono d'accordo, ma allora quello che mi chiedo io è siccome noi siamo riusciti come FIP ad allargare il 2010, secondo me è stata un'ottima conquista. Hai tutta la parte mini, che è quel polmone che mi ricordo Mauro Fornaro e il corso allenatore diceva i presidenti amano soprattutto il mini basket, giusto? Ma dopo fanno basket, perché si capisce, cioè
giusto? Facevi sempre questo esempio che mi è rimasto in mente, no? Sì, ti sarà rimasta in mente anche il resto della mia frase, però, perché non posso aver detto una cosa così. No, è relativa a un discorso okay. di avere una base larga, però anche Sì, quote sì. e quello che permette di creare, giusto? Sì, Esatto. ma è chiaro. Mi Ma piaci siccome... già di più così, dai. No, ma ti conoscono tutti, ma sì, era chiaro. Sì, lo so, E Stefano. allora, giustamente, ho i miei bambini belli, ma dopo io faccio basket, il mini, giustamente, ho questo contenitore, usiamo questo termine così, dove io butto là i semi sperando che già il 2%, 3% diventino degli atleti di interesse, o che, anzi non di interesse, ma che giochino e si appassionino, il resto mi serve per creare il dopo. Questo, ma come è un pensiero di tutti i presidenti di società, ne verrà a mancare, e come diceva appunto Fede Schiavon, bisognerà ricominciare veramente veniamo qua, facciamo quasi girotondo, ecco, perché la serie sarà proprio di ritrovarsi, perché i bambini, mi viene in mente Pulcini, ne avevamo 7-8, questi qui non sapevano, si erano già appassionati, ma basta, gli passa di testa e bisogna ripartire da zero. Quello che mi chiedo, e ripeto, non ho trovato la risposta, è come mai anche a livello di giochi esterni non si sia trovata la possibilità di creare un qualcosa per i bambini più piccoli. Campi esterni, eliminare il chiuso. Molte famiglie si sono opposte al chiuso. Noi abbiamo famiglie che hanno detto no, mio figlio al chiuso non viene, punto, fine. Perfetto. Abbiamo organizzato di domenica degli allenamenti all'aperto e là si prova a fare. Però sempre dal 2010 in su. La mia domanda era come mai o quali sono stati gli impedimenti affinché anche i più piccolini non sia potuto fare un qualcosa anche individuale, ma l'individuale per i bambini piccoli va benissimo, perché se tu e siete maestri, create qualcosa, va benissimo, il contatto a 8 anni, anche no, ma non ci interessa, è che questa fascia è stata proprio tagliata. Altri sport, giocando, come dice Fabio, tra le righe, giocando nei regolamenti, però alla fine questa qua ha portato... E per Ti fortuna... faccio solo una domanda, Stefano. Il mini basket cos'è per te? Agonistico o non agonistico? No, è non agonistico assolutamente. Allora ti rispondi da solo, non si può fare. Bene, Il ma... DCM dice che l'agonistico Sì, continua ad però andare avanti, Fabio, cerca di capirmi, però, l'agonistico sì, no. è verissimo. Lo Allora so, però è così, cioè, però, dopo tu allora a questo punto devi È far fare ai bambini di 5 anni la visita agonistica. ma i bambini del calcio di 8 Stefano, scusa, anni... è una decisione che va oltre la FIP, cioè è una Sì, è decisione che è politica. andata oltre le È politica. decisioni FIP, cioè era una Ah, decisione del DPCM che quella fascia lì non facesse attività sportiva, vabbè, allora su non... cui Beh, che no- Non l'ha che no- purtroppo fatto, non non l'ha abbiamo... fatto, hai capito? Non era in regola chi l'ha fatto. E È che non quello il stiamo discorso. difendendo, Stefano, stiamo No, ma lo semplicemente capisco dicendo benissimo. No, ma purtroppo come sono sì. le cose. No, ma È quello infatti... è quello che ha detto Elena prima, che io ho rimarcato dicendo appunto che il valore che dobbiamo dare al mini basket va al di là del lavoro che facciamo in campo, Certo, nel caso fuori. certo. Hanno deciso che i bimbi più piccoli potevano tranquillamente stare a casa, tanto il tempo lo passano lo stesso. Hanno No, beh, deciso quella è che stata una che la decisione, come hai detto DAD va tu. bene comunque, perché tanto No, Stefano, per loro insegnarti 2+2 così su Zoom sì, ma o insegnartelo in classe è la stessa cosa. sì, Non stiamo dandogli ragione, stiamo semplicemente dicendo che purtroppo questa qui è stata la loro scelta politica. Hanno deciso che le vittime sacrificali erano i erano bambini. Sì, sì, ma no, ma è è così. chiarissimo, la mia È foto è la così. Qua stessa. hai ragione te quando dici che qualche federazione, soprattutto all'inizio, È questo anche, che... anche il rugby ha fatto così, perché noi abbiamo perso un paio di bambini che sono andati a giocare a rugby. E dopo hanno fatto tutto anche loro comunque. Sì, esatto, all'inizio hanno provato a fare così e poi invece Certo. hanno dovuto chiudere anche loro. Anzi, Sì, ma ti guarda. dirò di più, a Padova e provincia di Padova, per gli adulti, i campi di paddle ormai sono diventati la terra promessa, perché ormai un po' Sinner che sta facendo pubblicità, giustamente, e un po' la situazione, giocano tutti quanti a tennis. Certo. Eugenio, posso intervenire sperando di non Ok, grazie perdere la intanto. connessione? Prego, Stefano. Sì, Eugenio, sabato scorso non è andata benissimo, riproviamo, dai. No, volevo intervenire un po' prima su quello che ha detto la Elena sulle famose prole di Serie A, no? Ritornando un po' al punto.
devo dire che in base a quello che ha detto anche prima Fabio, eccetera, noi ci siamo presi la responsabilità di fare attività motoria di base per i bambini di 6, 7, 8, 9 anni a nostro rischio e pericolo, con altre cose, come si dice, in comunione con una società sportiva, cioè di atletica. Praticamente mandavamo questi ragazzi a fare atletica. È naturale, c'è il rischio di perderli qualcuno, però come diceva Elena prima, abbiamo i contatti con i genitori spesso e volentieri. Niente, volevo ritornare appunto a queste parole di accoglienza, ascolto e attenzione, perché a Mogliano mia moglie è pediatra e insieme a un gruppo di psicologi infantili 3 pediatre stanno facendo uno studio, ma c'è anche uno studio a livello nazionale su cosa sta, non so se lo sapete anche voi, su cosa sta creando nei bambini e negli adolescenti 12 anni, 11-12 anni questa pandemia, e finora è venuto fuori grande apatia, terrore in generale, cioè questi qui hanno terrore di uscire, ma non per il contatto o per non so, terrore in generale. E questi parliamo di bambini di 11-12 anni. Insonnia, come se avessero subito un terremoto, incubi notturni, e bambini dai 7-8 anni cominciano ad avere di nuovo sintomi di pipì a letto. E quindi concordo con Elena, ma lo sappiamo già da maggio dell'anno scorso, l'importanza dell'ascolto, delle relazioni e di fare del nostro centro mini basket proprio un centro, direi, di ascolto per i bambini. Non è facile, perché tutti noi istruttori vorremmo arrivare in palestra o nei campi all'aperto, speriamo almeno nei campi all'aperto, e fare attività motoria, farli giocare, eccetera. Però è importante, e poi concludo, proprio l'ascolto di questi ragazzini. Vi posso garantire che oltre all'ascolto dei ragazzini facciamo anche ascolto ai genitori, perché hanno bisogno anche loro. Basta, ho finito, è andata bene. Va. Grazie Eugenio. Sì, prego. Fai venire in mente adesso, scusa Mauro, volevi parlare tu? No, prego. No, mi fai venire in mente in questo momento che per racchiudere un po' tutte queste parole, forse aver cura delle esigenze dei nostri bimbi in questo periodo e delle loro famiglie, un aver cura più generale possibile, quindi un aver cura nell'ascolto, nell'aver cura nel dare un consiglio, nell'essere confidenti o nel giocare, nel divertire, credo che in questo periodo sia fondamentale, anche nel fargli vedere le parti belle, perché insomma, o gli aspetti positivi che ha portato sta pandemia, perché secondo me qualcosina c'è anche di quello. Non è tutto, sì, gli aspetti negativi sono sicuramente nella bilancia, hanno dato più peso, e questa tua testimonianza, di cui ti ringrazio, è preoccupante, assolutamente preoccupante, e quindi, come ha detto anche Fede Schiavon prima, non sarà lo stesso mini basket di prima, dovremo stare molto più attenti su altri aspetti legati al mini basket. E dubito che quante siamo, 31 persone presenti, queste persone qui vadano in palestra per fare la loro oretta di mini basket e poi andare via senza preoccuparsi d'altro. Se siete qui in 30 è perché pensate che ci sia qualcosa di più del semplice andare, giocare con i bimbi e andare a casa. E quindi aggiungerei tra le A questa aver cura, e aver cura anche nel vedere il bicchiere mezzo pieno e di far vedere alle famiglie e ai bimbi il bicchiere mezzo pieno, se si riesce in qualche modo. Bene, qualcun altro vuole intervenire, qualcosa da chiedere? Flavio, posso? Certo, Flavio. Sì, grazie Fede per la spiegazione. La mia era una freccia mirata, aveva il telecomando quando l'ho visto. Però giustamente quello che io volevo sottolineare era il fatto che scuola e sport devono andare a braccetto.
e questo ce lo siamo sempre detti. In questo momento la scuola può fare qualcosa ufficialmente che lo sport per il mini basket non può fare, perché tutto quello che facciamo lo facciamo sotto la propria responsabilità di ogni presidente di società. Ok, attività motoria ci sta, però loro possono farlo all'interno anche di una struttura chiusa e hanno la possibilità di farlo sia al chiuso che all'aperto durante l'orario scolastico, giusto Fede? Noi invece abbiamo solo l'attivazione delle singole società per chi può, per chi si prende l'onere, per chi ha voglia anche di rischiare per i nostri ragazzi. Allora io direi che sarebbe l'ideale che anche le istituzioni riconoscessero che quel poco che può fare lo sport è fondamentale per i nostri ragazzi, a partire dall'attività motoria. Poi parleremo di mini basket e di attività specifiche nel momento in cui ci potrà essere. Però iniziare parallelamente alla scuola, quello che stanno facendo loro, farlo anche noi nei nostri impianti sportivi, sarebbe un grosso punto di partenza, un grosso punto importante per noi. Grazie. Grazie a te. Ieri il sottosegretario allo sport ha dichiarato per l'ennesima volta che bisogna fare più sport a scuola. Mi sembra di averla già sentita come frase, ma non sono sicuro. Eugenio, hai il microfono spento, quindi puoi dire quello che vuoi. No? L'ha detto proprio ieri la Vezzali e dalle vostre facce avete già, capisco già come andrà a finire. Anche Posso dire qualche parolaccia io? Pazzesco. Buongiorno. No, evita, dai. Ciao, buongiorno Gianluca. Scusate il ritardo. Quindi volevi intervenire o volevi solo salutare Gianluca? Volevo salutarvi innanzitutto. Bene, e grazie. poi volevo condividere un po' il pensiero rispetto all'attività motoria da fare a scuola. Prego. Io ho la fortuna di essere probabilmente uno dei pochissimi maestri insegnanti di educazione fisica, perché faccio solo educazione fisica. Lavoro, faccio tutte le classi. Vi posso garantire... Gianluca, sì. scusa, ritorna indietro di 5 secondi perché non ti abbiamo sentito bene. Hai fatto soltanto educazione fisica, dopodiché ci siamo persi. Allora, io sto insegnando educazione fisica nel mio comprensivo a tutte le classi. A tutte le classi significa che noi abbiamo 17 classi e quindi il mio monte ore è di 17 più una, perché i bambini di prima B, che sono quelli che fanno il tempo pieno, fanno 2 ore invece che una. La cosa più sconcertante è che fanno 2 ore di religione e 1 ora di educazione fisica. E io voglio dire, con tutto il bene che posso volere a Gesù bambino e alla Madonna e a tutti quanti i santi, credo che per un bambino, soprattutto in una fase così sensibile, sia più importante fare attività motoria, educazione fisica, che non fare religione. Però questo è un concordato sul quale probabilmente non riusciamo a intervenire. Credo che il minimo sindacale sia di 2 ore la settimana nella scuola, però finché non si muove qualcuno dal punto di vista sindacale, cercando di mettere le persone giuste al posto giusto, non ne verremo mai fuori. Sono 1000 anni che ne parlano, nessuno si è mai preso la briga di rivoluzionare completamente quello che è l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria. Se poi vogliamo parlare di che cosa viene fatta nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, potremmo stare a disquisire per millenni. Lasciamo perdere, insomma. Sono un privilegiato e cerco di sfruttare al massimo questa opportunità qua e di farne godere un po' anche i bambini, insomma. Sì, Gianluca, sono perfettamente d'accordo con te che dovrebbero essere 2 ore di educazione fisica nella primaria e con persone, con insegnanti di educazione fisica che le svolgono, cosa che ancora non è attuabile all'interno della scuola primaria. Però stiamo tutti parlando ovviamente di una rivoluzione culturale dell'Italia, nel senso che si è detto un sacco di volte che siamo più tifosi che sportivi, sì. purtroppo, e quindi non abbiamo la cultura sportiva, a meno che non siamo dentro l'ambiente sportivo, perché lo siamo stati noi in prima persona e quindi ne abbiamo capito i valori e vogliamo trasmetterli. Su questo continuiamo a lamentarci e a spingere perché ci siano sempre più persone preparate
nell'ambito sportivo, come sei tu, come Fede e tanti altri che lavorano all'interno della scuola, ma Sì. Qualcosa si è mosso, ma troppo poco. Sai, Questa rivoluzione culturale purtroppo è solo agli inizi e molto stentata. io credo che questa sia in questo momento ci siano delle grosse opportunità, perché gli stanziamenti ci sono, le idee ci sono. Se non si farà niente, significa che la politica non vuole fare niente. Cioè, questo è indiscutibile. Quindi, secondo me, ci deve essere veramente una sollevazione popolare da questo punto di vista qua, perché è ora di basta. Se perdiamo anche questa occasione, ragazzi, organizza la manifestazione, io ci sono. Bene, perfetto. Partiamo. Via. Con prosecco finale, però. Assolutamente. Chiaramente. Ovvio, la palissiana. Elena che ha vissuto il master con me sa benissimo che dove ci sono io, prosecco. Che se prosecco. Prosecco non manca mai. Vecchio detto latino questo. E vi ho girato in chat la dichiarazione della Vezzali. Vabbè, il ministro Bianchi è personalmente è uno dei ministri che mi dà meno fiducia in questo momento, perché è estremamente accondiscendente nei confronti di qualsiasi richiesta, e che non mi piace tantissimo. L'ultimo che fece così fu Spadafora, e quando si pronuncia questa parola tutti gli sportivi fanno la stessa faccia che state facendo voi adesso. Comunque, chiusa parentesi politica. Qualcun altro che vuole intervenire? Considerazioni, domande? Altrimenti io aggiungo una sola cosa, Mauro. Sì. Visto la prospettiva di tornare a fare attività mini basket, c'è anche dentro in palestra, però nel trovarci pronti, secondo me dobbiamo anche attrezzarci nei campi all'aperto, perché l'idea federale è anche quella di cercare di portare più avanti possibile l'attività mini basket, visto che si è persa gran parte, e quindi di sfruttare la bella stagione per sfruttare i campetti all'aperto. Ovvio che i campetti all'aperto nella maggior parte dei casi sono senza retina, con le basi dei canestri molto pericolose, con cancelletti magari di ferro arrugginiti, palloni che possono uscire e andare in strada. Quindi il mio consiglio nel farci trovare pronti è anche controllare che i campetti dove possiamo svolgere attività siano in sicurezza per i nostri bambini, e che tanti magari hanno buchi, linee non segnate. La maggior parte dei campetti hanno ancora le aree a trapezio, però quelle vanno bene, lasciamole. Però controllare la sicurezza prima di tutto, così nel momento in cui ci sarà l'ok per riprendere l'attività, magari nei campetti all'aperto, dei piccoli torneini, nella migliore delle ipotesi 3 contro 3, che i campetti a cui possiamo accedere siano in sicurezza per i nostri bimbi. Ecco, questa è una cosa che non avevo sottolineato, ma ci tenevo a ripetervi. Posso un secondo? Vai Matteo. Vai. Il problema campetti all'aperto, chi ha tante squadre o comunque insomma un paio di gruppi, mi sembra di capire se è un po' il defibrillatore, no? Dipende come fai l'attività. Cioè, se anche io ho 4 bambini, dico una stupidaggine, ho comunque l'obbligo del defibrillatore. Beh, ma essere a posto col defibrillatore e con il corso di primo soccorso, questo dobbiamo essere pronti. Sì, no, ok, ma se io ho 2 gruppi che lavorano in contemporanea in 2 campetti diversi, devo comunque avere 2 defibrillatori, quello intendo io. Su questo io sinceramente non so risponderti. Ma in questo momento la FIPA non prevede il fatto di avere i bambini in campo, quindi Matteo... Ok, cioè, no, ma 2009-2010 in questo caso, che si possono allenare. Sì. Okay. Che sappia io, non è stata fatta la precisazione su questa tua domanda precisa. Non so se Lamberto o Fabio sono più informati di noi, mi sembra di sì, no? Forse? Se vogliono rispondere.
l'attività è previsto, cioè nelle palestre è previsto che ci sia, il campeggio all'aperto per ora non c'è, ma bisognerebbe che ci sia, dovrebbe esserci sia su un campo che sull'altro, cioè, quello giustamente è una cosa a livello legislativo, non è una cosa a livello FIP che prevede, è proprio a livello legislativo. E finora, sempre scusate, buongiorno a tutti. Sono arrivato tardi. Allora, per quanto riguarda questo discorso, io personalmente non ne ho più sentito parlare, nel senso che sembra sia una cosa che ormai fa parte della cultura dell'entrare in campo a fare allenamento. Si deve essere il defibrillatore, si deve essere il responsabile che abbia fatto il corso, che sia aggiornato e che non abbia la tessera in scadenza. Presumo, questo però è una cosa mia personale, presumo che anche fuori ci debba essere questa cosa, insomma, il defibrillatore deve essere a portata di mano. Se ci sono due campetti uno vicino all'altro, credo ne basti uno. L'importante è che tu non debba chiamare i soccorsi, la Croce Rossa, e tu non abbia la possibilità nel frattempo di rianimarlo. Ok, grazie mille. Credo sia così. Ok, allora, se non ci sono domande, io ripasserei la parola. Mi pare che non ci siano nessuno che si... voglio solo dire una cosa in termini per i campetti esterni. Flavio, sì, vai Flavio. Sì, allora, giustamente la Elena ha sottolineato questa cosa. Conferma anche Lamberto. Nel comitato regionale è stato attivata un censimento di tutti i campetti esterni a livello regionale, dove ogni provincia si è attivata per cercare informazioni possibili. Queste sono le prime schede che sono arrivate a Padova, per dire. C'è un form da compilare da parte delle società dove inseriscono dei dati di base del campetto, dove si trova, dove è ubicato, come lo chiamano e quant'altro, perché appunto per la federazione diventerà fondamentale avere queste informazioni per trovare il modo di gestire qualcosa che possa essere fatta come attività all'esterno. Era solo per confermare giustamente quello che Elena stava dicendo prima. Però noi da dietro le quinte ci stiamo già muovendo per capire quali e quanti sono questi campetti. Insomma. Ok, grazie. Grazie a te Flavio. Allora, Lamberto, ti rilancio la palla. Intanto grazie ancora come FIP Veneto per aver supportato queste nostre due mattinate di chiacchiere sul basket, e faccio gli auguri di buona Pasqua ovviamente a te, a tutti i presenti, alle vostre famiglie, alle società. E Lamberto, prego per i saluti finali. Approfitto anch'io, scusa Lamberto, per ringraziare FIP Veneto dell'opportunità di ringraziare tutti i presenti, tutte le facce conosciute che vedo, che mi fa piacere vedere anche se attraverso lo schermo, e auguroni di buona Pasqua a tutti. Ringrazio tutti degli auguri che leggo in questo momento. A nome di FIP Veneto posso dire che non è che abbiamo fatto tanto, avete fatto tutto voi, voglio dire. E quindi prego, vi ringrazio del ringraziamento. Abbiamo cercato di dare più visibilità possibile a queste occasioni che ogni società che se la sente di farlo ha la possibilità di attuare, sperando che sia un punto di partenza anche per tutti gli altri. Insomma, chi vuole provare a cercare di fare qualcosa in questo momento di fermo del mini basket può farlo senza problemi. Se ci sono idee da condividere, le condividiamo insieme. Come diceva Elena, adesso il momento è quello di lavorare su di noi più che sui bambini, perché i bambini non possono far nulla. Ufficialmente non possono far nulla,
a livello istituzionale della Federazione Pallacanestro non possono fare attività. Se vogliamo prendere tutti i nostri figli, che hanno figli, e portarli al mare a fare quando sarà possibile, portarli al mare, portarli in campagna a fare un giro in bicicletta, questo si può fare, però non è pallacanestro. Capitemi cosa voglio dire. Ecco. Quindi adesso secondo me è il momento di raccogliere queste idee. Il fatto che prima ho sentito parlare di psicologi, credo sia il momento veramente di farsi aiutare da qualcuno. Parlo per noi adulti, per noi istruttori, per noi che abbiamo a che fare con bambini in età fragile, perché non credo che tutti siamo pronti e siamo capaci per entrare in contatto in questo momento con dei bambini, al di là degli insegnanti come Federico, come Gianluca, come molti altri di voi che hanno una preparazione culturale di base professionale superiore a un semplice istruttore di base come lo sono io e anche vintage, diciamo. Quindi secondo me in questo momento dobbiamo lavorare sulla preparazione degli istruttori per entrare in contatto prossimamente, speriamo il prima possibile, con i bambini, in maniera tale da attuare quella famosa regola delle 3A che dicevi tu prima, Elena. Non è facile, ed è facile invece che se non entriamo giusti, con il piede giusto dentro questa porta dove troviamo tutti questi bambini, corriamo il rischio di fare più danno che altro. Insomma. Quindi, nella speranza di rivedere ancora queste iniziative, con raccolta di idee, condivisione di idee, vi auguro a tutti buona Pasqua intanto e speriamo di rivederci presto. Grazie. Bene, grazie ancora, grazie a tutti per essere stati presenti e per il confronto sempre molto, molto bello. Spero anch'io di rivedervi presto nei campi, anzi sui campi, e ancora buona Pasqua a tutti voi e un abbraccio, a presto. Ciao a tutti, grazie. Ciao ciao.